Bene, allora iniziamo subito con un fuori programma. Allora, buonasera a tutti, particolarmente piacevole ed è un vero onore per me questa sera poter discutere e chiacchierare con Anna Maria Berenzi, che come avete sentito insomma, dovremmo darle dell'eccellenza adesso perché le onorificenze che le sono state conferite sono tali da farne un fenomeno anche mediatico, possiamo dirlo, e meno male che è così, perché nella nostra scuola esistono delle eccellenze. Questi insegnanti su cui quest'anno l'Associazione per la Costituzione ha voluto accendere i riflettori sono davvero delle avanguardie educative, e qui più che di un'avanguardia stiamo parlando davvero di una trincea, possiamo dirlo, perché è una delle esperienze estreme che può fare chi come noi insegna e come noi, lo dico abbastanza indegnamente, anche se io ho accolto davvero con piacere l'invito dell'amico Paolo a chiacchierare con Anna Maria questa sera, perché credo di poter capire molto bene qual è la sua esperienza, visto che in un frangente della mia vita ho avuto la possibilità di frequentare le corsie in ospedale quando ho fatto l'obiettore di coscienza, e mi è capitato di fare il terapista di gioco nella pediatria universitaria di Udine, di giocare con quei bambini che in realtà Anna Maria ogni giorno frequenta per fare qualche cosa che può suonare misterioso magari ai nostri occhi. Io partirei nella nostra chiacchierata dalla domanda cardine. Ci siamo messi d'accordo di farla all'inizio per fugare ogni dubbio e ogni ambiguità. Qual è il senso di insegnare a ragazzi che forse domani in quel letto d'ospedale dove tu li trovi potrebbero non esserci più? Buonasera a tutti, grazie ovviamente di avermi invitato. Partiamo da questa domanda perché è il senso di questo lavoro. La prima reazione delle famiglie quando ci si presenta in ospedale, quando il caposala ci ha dato, diciamo, l'ok per presentarci, quindi dopo che è stato accusato il primo colpo della diagnosi e aver preso coscienza del fatto che ci sarà un percorso faticoso, doloroso, impegnativo da portare avanti, è un po' questa, cioè la famiglia come prima reazione si domanda: ma qual è il senso di gravare ulteriormente? Ci saranno già fatiche, ci sarà già tanto da fare, tanto impegno. E quindi è la prima cosa da smuovere questa, e bisogna, lo si dice a parole, ma a parole passa poco il messaggio, lo capiscono di più poi quando diventa operativo, quando di fatto poi si comincia a lavorare e vedono cosa vuol dire fare scuola in ospedale. Allora il senso ovviamente è passare un messaggio importante. Primo, ok, non è importante solo guarire, uscire indenni da questa malattia, ma è guarire restando, tenendo sana una parte di vita che possiamo tenere sana, tenere in continuità, tenere con una proiezione sul futuro, uscire da quella dimensione di malato che veramente toglie qualsiasi risorsa. Cioè la scuola deve diventare un pezzettino del percorso di guarigione. E questo lo si capisce lavorando, cioè nel momento in cui si comincia a vedere che la scuola non è la scuola che i ragazzi conoscono, perché non è la scuola al banco dove sei uno dei tanti, dove l'insegnante propone ovviamente delle proposte formative nella migliore delle ipotesi molto interessanti, ma così indifferenziate, ma è un rapporto personale. Quindi noi incontriamo i ragazzi, li facciamo capire che saremo insieme a portare avanti e costruire quel percorso di scuola che sarà diverso, che sarà personalizzato, che sarà su misura delle risorse che avranno, che sarà possibile mettere in campo. E poi l'altra cosa importante è che capiscono che sarà solo quando se la sentono, come se la sentono, per il tempo che
Poi sono loro paradossalmente invece a gestire e a voler arrivare agli obiettivi. Lo scopo è quello di tenere gli occhi su un futuro, lo scopo è quello di non essere estraniati da quella che è una dimensione di naturalezza di un giovane, che è la scuola, poter parlare con i coetanei parlando anche di quello che si fa a scuola, che bene o male occupa gran parte delle giornate dei nostri ragazzi, e soprattutto sentirsi ancora attivo e vivo. Quindi che la malattia azzera tanto, perché ti azzera i rapporti, non puoi uscire, non puoi frequentare, non puoi tenere le tue abitudini, lo sport che facevi, però qualcosa rimane saldo, e quello, insomma, la scuola è molto importante da questo punto di vista. Una forma di normalità che magari non sempre era gradita nella vita da sani, ma che paradossalmente nella vita da, tra virgolette, malati diventa invece necessario. Esatto, e appunto come tutte le cose nel momento in cui si interrompono acquisiscono un sapore diverso, e infatti è una scuola diversa, effettivamente c'è un'attenzione, una cura che la rende speciale, però è anche vero che diventa molto più vivibile, molto più amata della scuola invece che frequentavano prima. Allora, questi premi, anzi, l'Italian Teachers Prize, istituito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, e poi l'onorificenza al merito consegnata dal Presidente della Repubblica Mattarella, hanno mostrato questa scuola di cui molti nemmeno conoscono l'esistenza. Come funziona una sezione ospedaliera? Sì, è vero, infatti l'orgoglio, diciamo, di essere stata la protagonista di questi premi è proprio quello dell'aver potuto portare i riflettori su una realtà che secondo me è un fiore all'occhiello della scuola italiana. Infatti pochi la conoscono, della scuola italiana si conosce tutto il male possibile, ma il bene rimane molto spesso nascosto. Esatto, è una scuola che è basata sulla flessibilità. È una scuola che si cala sul percorso formativo del ragazzo, quindi ogni ragazzo ha un suo programma di lavoro che viene definito dal consiglio di classe, e noi in ospedale lavoriamo su questo piano di apprendimento personalizzato definito dal consiglio di classe. Ovviamente stiamo parlando dei ragazzi che hanno delle lungodegenze, quindi dei percorsi terapeutici molto significativi, perché poi la scuola in ospedale si occupa anche di medie degenze, però lì è un discorso diverso, magari se c'è tempo ne possiamo parlare, ma è interessante capire, come dire, la differenza di approccio. Nel vostro caso, lì a Brescia, con gli ospedali civili, no? Sì. Voi vi occupate in particolare di due macro aree, chiamiamole così, che sono la oncoematologia e la neuropsichiatria, vero? Esatto, sì, che sono un po' le due aree, diciamo, che assorbono le maggiori energie della scuola in ospedale in generale, non solo da noi. La scuola in ospedale vale la pena di dire che in Italia i dati ultimi disponibili, ma Anna Maria prima discorrendo diceva che la situazione è in espansione, parlano di 167 sezioni ospedaliere in Italia, con 765 docenti e che interessano 62.000 studenti, quindi stiamo parlando davvero di un fenomeno che non è limitato ai proverbiali 4 gatti. Certo, dopo i numeri, insegno matematica, ma sai che i numeri vanno letti, nel senso in quei 62.000 abbiamo un numero elevatissimo di brevi degenze o medie degenze. Allora, le brevi degenze, ovviamente in un'ottica di risorse un po' tirate, sono quelle che trascuriamo di più, perché ovviamente corrispondono a un'assenza da scuola equiparabile a un'influenza, e quindi se riusciamo li seguiamo, ma sono sempre in coda, diciamo, alle priorità. Le medie degenze possono essere invece significative perché un'assenza di 15 giorni, scusate, un ricovero di una quindicina di giorni in ospedale può essere preceduto da assenze a domicilio prima di individuare la causa e quindi ricorrere al ricovero, e poi anche, può essere anche seguito da altre assenze a casa prima di riprendere la scuola, quindi le medie degenze sono degne di nota.
Poi sono anche quelle che periodicamente vengono effettuate per quelle patologie croniche come la fibrosi cistica, il diabete, che sono comunque, insomma, meritano molto interesse perché sono un problema importante, ecco, per i giovani. Per invece le lungodegenze, l'oncoematologia e la neuropsichiatria, sicuramente i numeri io non ve li so dare, ma sono molto ridotti, ma sono anche, ciascuno di questi casi merita un'attenzione, da solo meriterebbe tutta l'attenzione della scuola in ospedale, perché sono vite che si fermano e quindi hanno bisogno proprio di essere ricostruite. Quindi, e anche il nostro lavorare, ovviamente, se sulla breve degenza ci possiamo basare semplicemente sul registro elettronico della classe del ragazzo per vedere cosa si sta facendo in classe, nelle ore di lezione che lui sta perdendo, e quindi orientarci a tenere a passo su quella che è la didattica della classe. Ovviamente invece per le lungodegenze c'è un piano personalizzato che non sempre riesce a seguire quella che è la scansione temporale della programmazione di classe. E si cerca di mantenerla il più possibile proprio perché il ragazzo possa confrontarsi con i suoi compagni di classe e sentirsi in qualche modo a pari e sentirsi appartenente alla sua classe anche se a distanza. Però ecco, dipende ovviamente da com'è la situazione, ci sono dei momenti in cui la clinica non consente di lavorare, e quelli in cui consente di lavorare invece riflettiamo un attimo sul fatto che essendo trattandosi di lezioni a tu per tu hanno una densità notevole, quindi quello che noi riusciamo a raccogliere in un'ora ma anche in mezz'ora di lavoro col ragazzo può equivalere a 2 o 3 ore di lezione in classe, ecco, per capirsi, perché ogni dubbio viene subito espresso, c'è anche una certa facilità a esprimere i dubbi, quella facilità che magari in classe, nel gruppo, si ha qualche timore così a manifestare, quindi è molto intensa. Quindi cadono delle barriere, anche se ce ne sono delle altre molto pesanti che bisogna affrontare, e soprattutto quello che io immagino, ma quello che sicuramente confermerai, ogni caso è una storia a sé, e soprattutto mi dicevi prima, noi non li vediamo come degli studenti, ma prima di tutto l'importante è considerarli persone. Certo, anche a parità di patologia, cioè al di là del fatto che appunto la stessa clinica ci dice che mai nessun caso è uguale all'altro, ma poi c'è tutto un vissuto, loro arrivano che hanno una percezione della scuola che dipende dal vissuto scolastico che hanno avuto del precedente, avranno poi successivamente un rientro a scuola in una classe che è diversa dalle classi degli altri, che li accoglierà o non li accoglierà, sarà vicino durante il percorso o non sarà vicino. Questo è un altro tema importante, perché cercare di tenerli legati alla loro classe, che è la loro normalità e la loro vita, è molto importante, e si gioca molto sulla collaborazione dei colleghi delle classi, perché ovviamente noi li vediamo quando sono estraniati dal loro gruppo classe, e anche se viene magari così sollecitata la dimensione della videoconferenza perché possano essere messi in contatto con la loro classe quando sono a casa e poter seguire le lezioni a distanza, però non è sufficiente, ovviamente occorre mettersi in gioco e farli sentire presenti. Protagonisti. Esatto. E oltretutto alla difficoltà della situazione clinica di ognuno sta anche il fatto che voi nelle sezioni ospedaliere lavorate su ragazzi che provengono da una eterogeneità di scuole, certo, sia a livello verticale che a livello orizzontale, quindi sia diversi livelli di età, quindi esatto, da una scuola, da quando a quando? Allora, ci sono proprio gli staff di docenti per l'infanzia, la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Voi, quindi ad esempio, almeno quello da noi non è così in tutte le sezioni ospedaliere, perché essendo una scuola un po' d'emergenza a volte le risorse vengono utilizzate anche un po' in modo più ampio rispetto a quello che rigidamente la classe di concorso prevede. Da noi per fortuna invece ognuno ha il suo ambito di competenza e quindi non dobbiamo improvvisarci su altri ordini di scuola. Però ogni ragazzo è un mondo, ogni ragazzo è una classe, un istituto, non possiamo avere un ragazzo che frequenta il liceo classico, ma abbiamo un ragazzo che frequenta il CFP, quindi una scuola di formazione professionale,
Quindi ovviamente anche qua può frequentare la prima come la quinta, può amare la disciplina o non amarla, può appartenere a una classe in cui i programmi avanzano in modo sostenuto, insomma ognuno è un mondo, quindi l'elasticità è la risorsa principale proprio. Può amare la disciplina o non amarla. Dicevi prima che tu insegni matematica, che non è esattamente tra gli studenti italiani in genere la materia più amata. Questo rende più difficile il tuo compito o paradossalmente insomma, è un'arma in più? Allora, dunque, prima di tutto io credo di averlo un po' imparato in ospedale, ho imparato a non prendermi troppo sul serio, quindi tutto in ospedale assume la sua dimensione che è sempre molto modesta rispetto alle priorità della vita, per cui scherziamo anche rispetto alla matematica, ti arriva il ragazzo che ti dice io sono negato, ok, per me è una sfida, da qui tu devi uscire che la tua percezione della matematica è cambiata, ti arriva il ragazzo che invece ama la matematica, allora lì è facile perché allora diventa che si gioca insieme, si gioca ovviamente una metafora, si gioca insieme e ci si impegna insieme, si costruisce insieme, proprio ognuno è il suo mondo, però la matematica ha questo vantaggio, ti dicevo prima, è una materia in cui puoi anche non mettere in gioco le tue emozioni, non sei costretto a parlare di te o a riflettere sulle cose della vita più importanti, quindi è un terreno neutro in cui si costruisce insieme qualcosa, quindi che sia l'equazione piuttosto che il problema di geometria analitica, anche l'approccio proprio con cui si costruisce insieme può essere molto terapeutico, perché può essere terapeutico nel far sentire vivi, partecipi, attivi, può essere terapeutico nell'acquisire fiducia, soprattutto in neuropsichiatria. Un grandissimo successo può essere che una ragazza, con storia recente di questa settimana, negata, così mi dice, per la matematica, vado a vedere il registro, l'unico voto che ha è un 2, però ok, stanno facendo logica, proviamo a fare logica, non ci sono i numeri che ti incastrano, perché comunque richiedono ovviamente delle abilità di calcolo che tu hai acquisito, e se le hai acquisite sei facilitato, se non le hai acquisite sei in difficoltà, e lì scopro che la ragazza in logica è bella sveglia, e lì questa ragazza, nel vedere che lì riusciva, aveva delle belle soddisfazioni ed era gratificata, tu pensa cosa significa in neuropsichiatria avere delle conferme di questo tipo. La gratificazione è già di per sé un passo verso un... Esatto, ma senza dover mettere in campo appunto delle interazioni personali o di umore che poi cedono spesso, come esatto, dire, anche o retrocedono. Esatto. Senti, ma cioè, quanto è difficile, adesso passiamo un momento dallo studente all'insegnante, no? Cioè, umanamente, quanto è difficile, intanto quanto è stato difficile cominciare, ma quanto è difficile ogni giorno entrare in sintonia con persone che alla fine si aspettano certo qualcosa da te, ma le loro aspettative nei confronti della propria vita sono spesso non limitate a solo quello che tu gli puoi dare. Certo. È difficile, sì, è difficile anche perché per tanti aspetti, vado un po' così random. Una delle difficoltà, per me è l'11° anno che insegno in ospedale, una delle difficoltà più grosse che avverto adesso è proprio quella del dover riazzerare e ripartire. Dopo che ne hai accompagnati tanti di ragazzi, quindi li incontri e hanno appena ricevuto una diagnosi, parliamo sempre di quelli con le situazioni grosse, li incontri e sono in questo stato tramortiti da questa diagnosi, piano piano ti conquisti un po' la fiducia nel fatto che la vita può andare avanti, cerchi con rispetto della situazione, ti ricordi sempre ha appena ricevuto una diagnosi, quindi vai coi piedi di piombo, eccetera, e così lo accompagni, poi questo, grazie a Dio, nella maggior parte dei casi guarisce, finisce, eccetera,
poi però tu domani incontrerai un altro ragazzo che si trova nella stessa situazione. E questo è veramente faticoso, mi accorgo all'11° anno che ogni anno è più faticoso, anche perché qualcuno non ce la fa e quindi ogni volta ricominciare e un'incognita che si rinnova. Poi ovviamente le fatiche sono, cioè la difficoltà è quella dell'esserci, mettersi in gioco come persona, perché dal mio punto di vista se non c'è una relazione, non c'è una cattedra dentro la quale si può stare, una lavagna alla quale si può scrivere, che capiscano o non capiscono, poi si può uscire e andare a casa. Cioè lì se il ragazzo non capisce, se il ragazzo non si sente di lavorare, tu ce l'hai di fronte, ti guarda negli occhi, tu lo guardi negli occhi e caspita, è un pezzettino della sua vita sei tu, quindi tu ti metti in gioco come persona. Allora tu puoi aver avuto tutti i problemi del mondo a casa, prima di entrare li devi azzerare e tu devi garantire a questo ragazzo qualcosa che sia vita, perché dico la scuola lì ha senso solo se è vita, altrimenti non ha senso. Cioè io ragiono così, dopo ci sono anche colleghi che invece, perché diventa un po' anche un modo di essere, perché è evidente che queste cose te le porti dentro, prendi le tue distanze perché se no non sopravvivi, però inevitabilmente le hai dentro di te, ecco. Quindi secondo me le fatiche più grosse sono un po' queste. Certo, questo andrebbe registrato e fatto sentire a tutti i colleghi che si lamentano delle quotidiane miserie delle loro classi, perché insomma far capire che dal punto di vista della agibilità della professione di insegnante esistono terreni molto più insidiosi da percorrere e situazioni che ti fanno sembrare, molti di noi si sentono dei missionari, no? Ma, a proposito di missione, però, le missioni ogni tanto anche si abbandonano. Tu hai mai pensato di mollare? Finora non mi è ancora capitato di pensarlo, non escludo che prima o poi mi accada, perché comunque i ragazzi che non ce la fanno diventano un pezzo di te, te li porti dentro, però a ogni insuccesso, ennesimo insuccesso, sento che ho una risorsa in meno da giocare e quindi come se ci fosse una spirale, però ogni giro sei un passo più in basso. Esatto. Bene, adesso parliamo di cose un po' più allegre, no? È vero che quando ti hanno premiato tu non sapevi niente? Giuro. Cioè, e com'è successo che sia stata prescelta per questa... No, non sapevo niente nemmeno dell'Italian Teacher Prize addirittura, diciamo questo, del premio nazionale. La stragrande maggioranza degli italiani, esatto. A dire la verità, no? Beh dai, dedichiamo 2 minuti a certo, una cosa bella, ecco. Bello, sì. Allora, questa ex studentessa dell'ospedale, Alessia si chiama, era stata mia studentessa mentre era iscritta in terza liceo. Poi in quarta ha frequentato per metà l'ospedale, poi ha ripreso la scuola e si è diplomata e l'anno successivo, il primo anno di università, era rimasta iscritta al canale, penso Facebook o YouTube, non lo so, del Ministero, del MIUR, per cui le arrivavano comunque le notifiche, ed è arrivata appunto questa notifica del Premio Nazionale Insegnanti e ha letto che i ragazzi potevano candidare i loro insegnanti. Partita e io l'ho saputo a posteriori, anzi l'ho saputo, bellissimo anche questo, stavo andando al consiglio di classe e mi è arrivato un messaggino: Anna, ti ho candidato all'Italian Teacher Prize. Una cosa che non abbiamo detto è che in ospedale ci si dà del tu, perché io per scelta mia ritengo che non abbia senso entrare in una vita di un ragazzo che è lì nella sua vulnerabilità, in pigiama, con le terapie, magari col catino in parte o anche in neuropsichiatria con tanti dolori e tenere una distanza, che non vuol dire ovviamente poi che ci sia l'autorevolezza, ma ecco, ti ho candidato all'Italian Teacher Prize. Benissimo, la mia risposta è stata: ok, ma cos'è l'Italian Teacher Prize? E allora mi ha spiegato che c'era il Premio Nazionale Insegnanti, eccetera, eccetera. Dopodiché mi dice: ti arriverà una mail del Ministero, tu dovrai compilare dei moduli. Va bene, ovviamente io ero già commossa dal fatto che lei mi avesse candidato, avevo già vinto, per cui poi tanto vabbè, ma arriverà, non mi arriva nessuna mail, ma ti è arrivata la mail? No,
ma domani scadono i termini, ma sei sicura? No, domani, insomma, stanno scadendo i termini, vabbè, allora intraprendente ha mandato una mail al Ministero per sapere come mai io non ero stata interpellata e il Ministero ha risposto di guardare nella casella delle spam perché probabilmente si vede che i nostri computer fanno andare le caselle poste del Ministero e così era successo nello spam. E lì hai trovato il formulario per esatto, la ho scoperto candidatura. che la notte era il termine per, quindi sono stata subito di notte a compilare tutti questi campi perché ovviamente non so quanti fossero, ma erano molto dettagliate le richieste e così via. Basta, fatto per Alessia, finita lì. Dopodiché invece di nuovo mi telefonano dal Ministero, ma non ha ricevuto la nostra mail. No, vada a vedere, guardi che è tra i finalisti dell'Italia, esatto, dell'Italia Anticestrale. E poi così è stato. E niente, poi il giorno della premiazione è stato molto carino perché Alessia è stata contattata dal Ministero in segreto senza dirmelo e quindi io ero presente con i 10 finalisti al Ministero e mi sono vista arrivare chiamata dalla ministra Fedeli Alessia che mi consegnava la targa. È stato molto emozionante. Immagino che sia stata una molto, grande molto dimostrazione di quello che si semina in un contesto così difficile, ma che alla fine frutta un premio che è stato il primo riflettore su questo tipo di situazione, a cui è seguito poi un altro. Sì. Cioè il presidente Mattarella ti ha premiato tra un'altra trentina di personalità che si sono, chiamiamolo così, distinte per la loro azione in merito alla sfera giovanile sostanzialmente. Sì, come esempio civile. Ma è stato bello perché col premio del Ministero è stato finanziato un progetto magari ne parliamo adesso. Allora, perché è legato a Mattarella, nel senso che quando è partito il progetto... Sì, diciamo che quella scheda che tu dovevi compilare all'atto della candidatura comprendeva anche l'indicazione di che cosa tu avresti fatto con i 50.000 euro che il premio portava in dote, perché il premio sì, non era semplicemente una targhetta, un'onorificenza, ma portava in dote 50.000 euro, che per molte scuole in Italia sono manna che cade dal cielo. Certo, e all'atto della candidatura bisognava indicare la bozza del progetto che si sarebbe desiderato realizzare eventualmente col premio. E tu che progetto avevi indicato? Spieghiamolo, un progetto che si chiama In viaggio per guarire. È stato lì la sera che ho scoperto che la scadenza era il giorno dopo. Ma l'improvvisazione è sempre la cosa migliore. No, però il titolo ok, però ci avevo già pensato quando avevo compilato, cioè a questo tipo di attività avevo già pensato prima del premio perché la realizzavo già in qualche modo con i ragazzi dell'ospedale, cioè avevo sperimentato la potenza, la forza che questi ragazzi ti trasmettono e la mia riflessione era stata molto semplice, cioè se io ricevo tanto da questi ragazzi, se insegnano tanto a me, che comunque ho la mia età, chissà quanto potrebbero dare ai loro coetanei. E così avevo provato con dei piccoli gruppetti di ragazzi che avevano vissuto questa esperienza, a fare degli incontri nelle scuole, di sensibilizzazione nelle scuole. Ed era sempre stato un grande successo, nel senso che molto coinvolgente, ragazzi in platea molto coinvolti, molto partecipi e dei grandi ritorni anche tramite i loro insegnanti. Per cui questo in viaggio per guarire doveva essere su scala nazionale e ripetere queste esperienze con i nostri ragazzi. Di peer education, cioè di educazione tra pari, perché ci dicevamo prima, una delle cose che colpiscono di più i ragazzi è il fatto che possa toccare a loro. Esatto, che non è proprio contemplato, proprio probabilmente è una difesa naturale, cioè un ragazzo non immagina proprio che gli possa capitare, infatti la diagnosi è proprio una mazzata pazzesca, anche quando dicevamo le percentuali di guarigione, la scienza ci dice sono alte. E sentire i nostri ragazzi che dal palco raccontano tutte le fatiche dei loro trascorsi clinici, dove hanno trovato le risorse per affrontarli, che possono essere anche risorse banali, il cane, c'è una ragazza che racconta sempre di quanto è stato importante per lei il suo cane, oppure ovviamente i familiari, gli amici,
la musica, e da lì salta fuori un po' un nuovo modo che hanno loro adesso di vedere la vita, il piacere di fare una doccia che per mesi, per un anno non hanno potuto fare perché avevano l'accesso venoso che gli impediva di fare, non potevano bagnare. E sconvolge, e noi vogliamo proprio sconvolgere i ragazzi in platea, ma non traumatizzare, anzi proprio scuoterli, cioè farli riflettere sulla fortuna che hanno di stare bene, su quanto possono fare di bello della loro vita donando per esempio il sangue, il midollo, e soprattutto non buttarla via questa vita. Ecco, il messaggio è proprio quello. Prima i nostri ragazzi raccontano, prima passavo delle ore, delle giornate sul divano col telefono in mano, adesso se posso esco e vado a fare una passeggiata, e credo che questo sia un insegnamento davvero profondo. Sì. E che soprattutto non ha nulla a che fare con quello che altri potrebbero essere tentati di fare, cioè di spettacolarizzare magari. Perché il rischio c'è, certo, braccialetti rossi, cose così. E quindi insomma è distante, la realtà è distante dalla fiction. Ecco. Allora, com'è stato questo incontro con Mattarella? Mattarella come mai ha deciso di premiare questa esperienza? Allora, quando tramite la mia dirigente mi è stato annunciato, eravamo proprio a Trieste, all'incontro con i ragazzi a Trieste, che il presidente Mattarella mi aveva nominato appunto con questa onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito, ha proprio voluto sottolineare, ha voluto far dire che aveva seguito gli incontri tramite ovviamente la stampa, perché poi a Milano era stato il primo incontro e avevamo avuto la fortuna di avere una giornalista di Repubblica che aveva fatto un bel servizio su Repubblica Online, proprio con le foto e le testimonianze dei ragazzi, e lui era rimasto molto colpito da questo modo del parlare della malattia proprio, e quindi credo che l'obiettivo fosse proprio quello, cioè vediamo la malattia da un altro punto di vista, parliamone, rendiamo partecipi anche i giovani. La malattia non è altro dalla vita, è parte della vita, la si può vivere in un certo modo, la si può vivere aiutandosi, perché il messaggio è anche questo, che si vince non da soli ma aiutandosi. Sì. E quindi anche lì mi sentivo molto inadeguata perché ero in mezzo a vigili del fuoco che avevano salvato la vita di gente rischiando la propria e così via, poi però mi sono anche tranquillizzata pensando appunto di rappresentare tutti quelli che come me nella loro normalità insomma cercano di fare qualcosa di buono per portare un pochino qualcosa di bello in questo mondo, no? Se tutti portassimo qualcosina di bello, abbellire questo mondo invece di defraudarlo e depauperarlo come purtroppo un po' succede quotidianamente. Senti, tu prima di insegnare in ospedale hai insegnato in una scuola, per quanti anni hai insegnato? Dunque, nell'istituto tecnico da cui dipende la sezione ospedaliera 14, poi metti una ventina, sono stati una ventina prima delle scuole, nelle classi normali. No, non è possibile perché non so. Sì, no. Ho iniziato a lavorare a 23 anni, ne ho 53, tornano i conti. Come è avvenuto il passaggio? Cioè, come sei finita a insegnare dove insegni? Allora, un po' una casualità, diciamo così, ero obbligata a cambiare sede perché ero sovrannumeraria, quindi erano diminuite le classi, robe che gli insegnanti... È un problema che insomma ben noto. Esatto, poi io non ho figli, quindi in graduatoria ero un po' agli ultimi e quindi dovevo scegliere una sede. Proprio quell'anno quella sede in ospedale che era stata sperimentale, una sperimentazione, diventava cattedra di ruolo con un codice ministeriale proprio, eccetera, e quindi il dirigente di allora dell'istituto dove lavoravo appunto mi ha proposto e vabbè, ho detto proviamo. Sicuramente questo sentire a pelle la sofferenza degli altri, sentire l'altro, ce l'avevo già nel DNA. Ecco, cioè, però questa concomitanza di eventi... Non so, avevi esperienze, non so, familiari, personali, che ti avevano guidato a fare questa scelta oppure è stata casuale? Dunque, io immagino di no, perché... No, esatto, niente di questo se non appunto ripensando anch'io, perché poi ovviamente a posteriori ci si domandano delle cose,
forse appunto avendo frequentato e vissuto da vicino un amico in carrozzella da sempre, una certa sensibilità e un avvicinamento a questo dolore quotidiano forse l'ho maturato un po' lì, perché poi noi un po' ci avviciniamo al dolore, poi però andiamo a casa e finisce lì, un po' ci dimentichiamo. Invece siccome era una frequentazione continuativa con questo amico, forse questo mi ha aiutato così, a ricordarmi che se c'è un dolore dopo non ci sono delle cose che durano per sempre. Cioè, Infatti a me ha colpito molto un passaggio di una sua intervista dove dice che ogni volta che fa lezione ad un ragazzo siamo io, lui e il dolore. Ci siamo sempre e siamo in tre, non manca mai il terzo incomodo come lo chiami tu, no? Però viverlo con questa empatia probabilmente aiuta anche a esorcizzarlo, mentre negarlo o rimuoverlo come facciamo nella vita di ogni giorno facendo finta che la morte o la sofferenza non esistano, certo, non è la miglior soluzione. Certo, è delicato anche perché ovviamente dipende da come lo vivono il dolore. Ci sono anche ragazzi che affrontano quell'atteggiamento totalmente negazionista. Loro non sono, sì ok, fanno il percorso, ma continuano ad andare avanti con la loro scuola come fosse ovviamente il dolore nella forma con cui lo sta vivendo il ragazzo. E anche in neuropsichiatria il dolore è grande, grandissimo proprio. Tocchi con mano il dolore. Ecco, se posso entrare un po' più nel dettaglio, credo che sia interessante farlo, anche se può essere un po'... che differenza c'è, se c'è una differenza, immagino che ci sia, tra l'insegnare, abbiamo detto due macro aree, da una parte hai i bambini malati di tumore, in particolare l'oncoematologia, si parla soprattutto di leucemie, credo. Sì, del sangue, tanti linfomi, insomma, cose di questo tipo. Dall'altra parte la neuropsichiatria sono in buona parte legate a disturbi alimentari come l'anoressia oppure a sindromi depressive, maniaco-suicidiari o cose di questo tipo. Che differenza di approccio bisogna avere rispetto a queste, intanto da queste due macro aree e poi singolarmente magari ad alcuni di questi disturbi? Un po' bisogna essere un po' camaleontici secondo me. Nel senso che un po' quello sdrammatizzare, scherzare, a volte in neuropsichiatria va bene e non va bene dall'altra parte, o viceversa. Io ricordo una delle ultime mattine in cui avevo due ragazzi da seguire in contemporanea in neuropsichiatria e in dei hospital dell'oncologia e tutti e due non li potevo mollare perché c'era una scadenza, c'era una verifica da fare, e li facevo avanti e indietro. E quando vai in oncologia tieni la mascherina, devi lavarti le mani, eccetera, quando vai in oncologia. Poi attraversi tutto il corridoio da parte, dall'altra parte c'è la neuropsichiatria. Ho fatto un po' di volte avanti e indietro e psicologicamente ho fatto tanta fatica perché devi proprio come svestirti esatto, sentire la situazione. Infatti scherzando questa volta con un ragazzo dell'oncologia gli ho detto: voi l'avete visto il film Mrs. Doubtfire? Oggi mi sento così perché continuavo, e proprio sei due persone, non sei due persone diverse, però devi sentire il clima che c'è, devi a pelle assumere un certo tipo di interazione che ci sta col ragazzo in quel modo lì. Non c'è un prototipo che va bene, neanche uno per la neuro, uno per l'onco, proprio secondo me sempre il ragazzo. Tra le due aree quella della neuropsichiatria è comunque più affollata. Sì. Come mai secondo te? C'è una ragione per cui i nostri ragazzi soffrono di questo disagio? Qual è secondo te? Cioè, ti sarai fatto un'idea, immagino, abbiamo capito che Anna Maria è una persona molto modesta e molto discreta, ma che dal suo osservatorio sicuramente ha una visione privilegiata rispetto a certi... Sì. Privilegiata per modo di dire, ovviamente, non vorrei essere... Sì, c'è tanta solitudine.
difficoltà di rapporti, questi ragazzi fanno molta fatica a relazionarsi e paradossalmente cioè hanno davvero, spesso non hanno situazioni familiari così problematiche, cioè perlomeno non sempre, dopo ci sono anche quelle ovviamente, non sempre ci sono situazioni familiari o sociali per cui è inevitabile che una sofferenza, un disagio si manifesti. Tante volte proprio la relazione un po' povero il nostro mondo, cioè non c'è relazione, le difficoltà, tante fobie scolastiche che poi gli psichiatri appunto ovviamente dicono che non sono da addebitare alla scuola in sé, è sempre la scuola il momento del confronto. Tu vivi, convivi, condividi un ambiente, ti esponi, cioè è il momento in cui ti confronti con tanti ritiri scolastici sono ritiri sociali. C'è quasi una voglia di sotterrarsi, di sparire quasi. Esatto, lo chiamano appunto il mantello dell'invisibilità. Il mantello dell'invisibilità. L'aveva nominato così un ragazzo e ricordo al master di psichiatri che avevano proprio detto, l'abbiamo assunto come descrizione dello Stato perché proprio lo rappresenta, cioè vorrebbero non essere visti, cioè come vivere da soli in sostanza. Cioè non suicidarsi mondo, ma comunque esatto, sparire, non essere esatto. più... Non vivere ma invisibili, cioè non dover interagire con nessuno. E Perché dopo interagire significa comunque tante rischiare. cose, rischiare, sì. Rischiare, problematizzarsi, Confrontarsi, misurarsi con il successo, misurarsi col fatto magari di avere delle doti ma anche delle normalità. Invece viviamo in un mondo in cui si deve essere tutti belli, ricchi, perfetti, stare tutti benissimo, avere il massimo in tutto e soprattutto si è sempre in competizione, c'è sempre qualcuno che ha il pollice verso, la paletta, oppure che ti dice sei stato nominato, vatene via, e quindi insomma questo universo competitivo probabilmente non è adeguato a tutte. Non accoglie. A tutte. E poi non c'è condivisione, difficile che condividano, è molto, ognuno vive molto per sé. Eppure sui social si condivide così tanto. Condividono, sì. Tanti like, tanti amici. Ma al di là dello schermo, cioè è quasi uno scudo, insomma. Sì, dicevamo appunto prima che quando sono insieme potrebbero parlare, frequentarsi eccetera, e poi ognuno sta col suo cellulare, quindi è altrove, sono sempre altrove. Sono sempre altrove. E in questo altrove che posto hanno, e nel tuo altrove quotidiano della tua corsia, che posto hanno le famiglie? Le famiglie... Perché guardando il posto che hanno nella scuola, a scuola non si capisce mai bene se siano un alleato o un ostacolo rispetto al percorso di crescita, al dialogo educativo. No, ecco, diciamo le famiglie sono pezzo integrante di questo ambiente che lavora per la guarigione e si creano delle dinamiche di relazioni importanti tra le famiglie e il personale dell'ospedale, addirittura spesso i ragazzi e le famiglie stesse nominano l'ospedale come una seconda famiglia. In questo caso ovviamente stiamo sempre parlando di queste degenze importanti e quindi lì diventano sicuramente, cioè non si potrebbe pensare sia una didattica senza di loro. Esatto, anche perché in quel momento i ragazzi sono in simbiosi con i loro genitori, le mamme di solito, rarissimamente i papà, sono proprio in simbiosi. Una delle problematiche anzi è proprio quella poi di riuscire a sganciarli perché per forza nell'età in cui dovrebbero essere a sperimentare la loro indipendenza, parlo ovviamente della mia esperienza sugli adolescenti, quindi ragazzi delle superiori,
dovrebbero sperimentarsi autonomi, rinnegano le loro dipendenze dai genitori, invece ne hanno bisogno e dipendono in modo simbiotico. Quindi c'è tutto un lavoro anche lì per tutelare un po' la loro autonomia, ma anche umanamente è inevitabile fare i conti con questa simbiosi, perché una delle loro forze è anche questa, ecco, da soli non ce la farebbero. Posso chiederti di riavvolgere un po' il nastro e proprio per curiosità, ti ricordi la tua prima lezione? Cioè, il momento in cui hai varcato la soglia, cioè, come l'hai fatto? Con più paura, curiosità, inibizione, dicendo oh Dio chi me l'ha fatto fare, oppure è stato un momento così magico che alla fine, come dire, ti ha intrappolato lì? Dunque, a ripensarci, secondo me un po' di incoscienza, con un po' di incoscienza. C'era un collega che appunto era lì da qualche anno perché era presente quando la sezione era sperimentale e quindi andavo ad imparare nell'ottica del imparo, perché qua c'è tanto da imparare, vediamo come si opera. Il primo giorno però mi è capitato di dover fare lezione a una ragazza in isolamento delle ematologie adulti, che è un isolamento blindato proprio, c'è un'anticamera in cui bisogna bardarsi, cioè proprio entri, chiudi la porta, ti lavi le mani, bardi, mascherina, cuffia, camice, calzari, tutto proprio, non puoi portare neanche una biro, non puoi portare il telefono, non puoi portare niente e non puoi portare un libro. Altra porta, varchi la soglia, entri nella stanza. Questa era una ragazza che era una fuoriclasse incredibile, era in quarta geometri. Li chiama tutti fuori classe i suoi studenti, sì, anche perché fuori classe, insomma. Sono fuori classe, ma sono davvero dei fuori classe. E questa aveva una grinta pazzesca, questa Elena. E davvero lì ho capito subito che sarebbe stato facile con ragazzi come lei, perché hanno un'energia, cioè, fanno tutto loro praticamente. Questa ragazza non credo che facciano tutto loro, per capirsi, ha 23 anni, ha già 2 bambini, lei ha voglia di vivere, non li tenete più dopo, non li si tiene più perché vogliono vivere giustamente. Perché nascono 2 volte sostanzialmente. Esatto. E dicevi che ad esempio insomma ci sono ragazze, non so, filiformi, anoressiche che studiano per ore e ore perché in un certo senso la loro è una necessità di evadere oppure è restare aggrappati a qualcosa? No, purtroppo non è una necessità di evadere, è un bisogno di corrispondere a un'altissima aspettativa che hanno per se stesse, quindi l'asticella è sempre più alta di quello che possono raggiungere, non sono mai sazie e paradossalmente bisogna frenarle, quindi lì è una scuola dove bisogna rallentare i ritmi, vietatissimo dare compiti perché altrimenti stanno sveglie fino a mezzanotte per fare i compiti. E lì purtroppo non è sano, bisogna farlo diventare sano, anzi lì l'obiettivo è ridimensionare, allora far capire che bisogna anche accettare che tutto quello che fanno i compagni in classe che hanno solo quello da fare non lo faranno, ed è una lotta dura, perché se noi vediamo dal registro che l'insegnante ha dato 20 esercizi di matematica tutti sullo stesso tema, io ormai che mi sono abituata a una scuola di emergenza dico dopo che ne hai fatti 4 e hai capito che li sai fare, basta, non ne fai più gli altri 16. È dura far accettare. Tira fuori l'energia non si sa da dove perché fisicamente non ne hanno, è tutta una forza di volontà, è come un po' quelle malattie autoimmuni, la tua testa che lavora contro te stessa, uguale, come il sistema immunitario lavora contro te stesso. Senti, il rapporto con la scuola normale, io immagino, cioè con la scuola di provenienza dove si immagina che questi ragazzi poi possano ritornare e si immagina che ci sia una collaborazione con i colleghi che funziona nella comprensione dei disagi del ragazzo. Io posso dire però che in generale la programmazione personalizzata nelle classi da 20, 25, 30 ragazzi
non è mai vista con grande simpatia, no? Allora, è facile, è difficile, si riesce, ce la si fa, oppure siamo ancora lontani da una didattica personalizzata come si deve? Nelle scuole, diciamo, normali. In sintesi, siamo ancora lontani. Allora, le fatiche sono tante, nel senso, prima di tutto spesso i colleghi non sanno nemmeno dell'esistenza della scuola in ospedale. Adesso un po' forse di più, grazie al Ministero e al premio, un pochino di più se ne è parlato, qualcosa magari è passato. Per cui ogni volta bisogna far capire che se anche il ragazzo è malato bisogna ridimensionare e bisogna fargli un piano che miri alle competenze, agli obiettivi specifici, in modo che abbia un'autonomia per poter proseguire senza dover poi pagare gli effetti l'anno successivo. Bisogna tener conto che questo ragazzo ovviamente potrebbe non farcela e quindi bisogna dare la possibilità a questo ragazzo di avere le sue gratificazioni oggi, durante, e non sempre è facile essere ascoltati. A volte ti arrivano i piani di lavoro della disciplina e arrangiati, come dire. Dopo invece ci sono i colleghi che vanno a casa e sono davvero molto presenti, però sì, è un po' faticoso. Probabilmente anche il fatto che gli insegnanti sono pieni di incombenze che vengono dalla burocrazia, dai numeri alti, dalle tante pratiche che assorbono tante energie e forse fanno fatica a discernere invece l'eccezionalità della situazione. Ecco. Però, dovrebbe passare in testa le priorità, invece viene fagocitata, viene quasi vista certe volte come un disturbo. Ma la burocrazia, quella che avvilisce appunto il lavoro di molti insegnanti e che trasforma la scuola spesso in un votificio o in un registrificio, da voi? Da noi per fortuna c'è più elasticità, nel senso che è garanzia di certificazione, credibilità, riconoscimento di un percorso, quindi è ovvio che abbiamo dei cliché che noi dobbiamo assolutamente uniformare, garantire, devono esserci, sono irrinunciabili. Però c'è anche tanta elasticità sul numero delle verifiche, le modalità, noi interrompiamo una verifica, la riprendiamo, perché è inevitabile, deve essere a misura della situazione. Quindi noi abbiamo questo vantaggio, anche il discorso della programmazione, per forza è così, noi dobbiamo poterla modificare in base a quello che è l'evoluzione. Quindi da questo punto di vista siamo privilegiati. Ecco. Siamo privilegiati. Intendo dire che ogni pratica non è solo una pratica, ma è una persona che noi conosciamo, che abbiamo dentro di noi, che guardiamo negli occhi, quindi mai rimane che la pratica del dislessico tal dei tali ha delle caratteristiche depositate in segreteria che poi nessuno ricorda più, perché si va avanti in automatico sugli strumenti dispensativi, compensativi, eccetera. Cioè per noi è tizio, quindi le sue problematiche sono quelle di questa persona. Per questo siamo privilegiati, perché abbiamo a che fare con delle persone, dei singoli casi, quindi persone che conosciamo bene. Ecco, questa è un'avanguardia educativa, no? Che dovrebbe insegnare anche alla scuola generalista come ci si approccia innanzitutto allo studente come persona e poi a tutto il resto. E una domanda che prima ti ho fatto e da cui ho ottenuto una risposta sconfortante è: tutte queste cose tu le racconti in giro, le raccontano i tuoi fuori classe nel progetto In Viaggio per Guarire, ma scriverle da qualche parte, trasformarle in un libro, in qualche cosa che abbia una circolazione più ampia, perché no? Dunque, per quanto mi riguarda, non ho ancora avuto la tranquillità per pensare con adeguato rispetto e concentrazione. Abbiamo avuto una proposta per parlare del progetto e ci piacerebbe poterne parlare, perché è stata un'esperienza che merita di essere conosciuta e ha tanto da
Cioè questi ragazzi hanno detto tanto, hanno incontrato tanti giovani, ma sarebbe bello che poi altrettanti giovani leggessero di questa storia. Quindi abbiamo avuto, adesso dobbiamo trovare il tempo e le energie per farlo, però chi lo sa, perché no? Sul progetto, riguardo al progetto, perché se vogliamo invece andare a vedere sul mio vissuto personale, allora diventa ancora più complicato ovviamente, quindi quello attualmente no, assolutamente non se ne parla. E anche qui credo che tu sia veramente una mosca rara, perché le storie che tu hai da raccontare, altri avendo un decimo di quello che hai tu da raccontare ci speculerebbero sopra in maniera anche vergognosa, e invece No, anche in questo credo credo si fa che tu... qualcosa che ha senso, cioè che dà qualcosa, altrimenti... Certo. Beh, allora io penso che sarebbe anche utile sentire se dal pubblico ci sono delle sollecitazioni, perché io credo che in una serata come questa sia anche utile aprire insomma, Certo. un dialogo. Immagino che ci siano anche dei colleghi in platea che possono avere insomma, una sollecitazione o più di una da chiederti, però quello che insomma, io volevo chiederti per concludere un po' questa prima fase del nostro colloquio è: cosa resta di più di tutto quello che è il tuo percorso? Chi è rimasto, chi se n'è andato? Bella domanda. Intanto, secondo me ti accorgi di quello che ti è rimasto, cioè saltano fuori delle cose che tu hai interiorizzato in modo inconsapevole, e quindi a distanza emergono dei ricordi legate a delle singole vicende, a dei singoli ragazzi. Ognuno ti dà, durante il percorso, ognuno ti dà in modo unico. Questo secondo me proprio per l'unicità dei ragazzi. Dopo che rimane ovviamente dipende dai rapporti che restano, cioè ci sono ragazzi con cui anche prima del progetto con cui sono rimasta in contatto anche dopo anni dal loro percorso. Gli auguri di Natale. Continuano a studiare. Continuano a studiare, sì, all'università, eccetera. Gli auguri di Natale della mamma di un ragazzo del Trentino che ho seguito un anno, ma un ragazzo chiusissimo che non ha mai detto una parola di più di quello che comportava l'esercizio di matematica, eccetera, e che guai per loro. Questa esperienza è stata una cosa di cui sono riconoscente ancora oggi a distanza ti dico, questo mi riempie di gioia, perché vuol dire anche lì dove non si è creata una relazione, perché con questo ragazzo io non ho creato una relazione, però è rimasto qualcosa, quindi è rimasto qualcosa a loro, è rimasto sicuramente tanto a me, perché la riconoscenza espressa è un dono grande. Certo, chi non ce la fa ti rimane dentro in modo importante, anche perché davvero quando non ce la fanno io li ho visti sempre affrontare tutto con una dignità e una determinazione, una forza che cioè, non puoi non portarti dentro, insomma. Ma credo che sia difficile non portarsi dentro quello che tu ci racconti, e quindi Speriamo, nel senso, se solo vi davvero... avessi trasmesso un pochino di quello che l'intensità dico, di quello che ricevo io, sarei già contenta, ecco. Bene. Allora, adesso tocca a voi, noi qui non è che ci vediamo granché, però... che non vediamo niente. Però insomma, se c'è qualcuno che riesce a far intuire... avvicinarsi, perché sennò... Nessuno ha niente da chiedere? Nessuno, immagino. Se no...
vado avanti io con un altro paio di cose che insomma, mi sembrano molto interessanti, perché questa rassegna si chiama Una vita spesa per la legalità, no? E in questa serie chiama vicino alcune figure di insegnanti che ciascuno a suo modo interpreta in prima linea la funzione di insegnante per qualità o per situazioni. Abbiamo sentito da questo palco, ad esempio, Marco Lodoli parlare della sua scuola di periferia e delle situazioni che deve affrontare. In che senso, secondo te, la tua azione di insegnante è una vita spesa per la legalità? Beh, Lo chiediamo a te, potremmo... anziché chiederlo agli organizzatori. Ma... Penso che in origine l'idea sia stata quella di garantire un diritto allo studio. Penso anche laddove probabilmente... laddove, esatto, viene messo in discussione proprio il senso anche, non solo la possibilità di, ma anche il senso di portare avanti un percorso di studio. Quindi dare un valore, dare un senso a questa istruzione che non sia soltanto una formazione, che non sia soltanto una scolarizzazione, ma che sia un formare, un crescere in un momento in cui appunto crescere non è facile, è già tanto se rimani fermo, perché alla fine è un po' una situazione così. E questo applicato alla scuola, ad esempio dalla corsia dell'ospedale, la scuola italiana com'è? Cresce, rimane ferma oppure va dissolvendosi? Il diritto all'istruzione, questo che è sancito dalla Allora, io ti nostra dico, quando i nostri ragazzi dicono che tornare a scuola è stata una grande gioia, è sempre spiazzante, perché i nostri ragazzi mediamente subiscono a scuola. Ed è triste, nei nostri incontri finiamo con una citazione di un libro di Romagnoli dove diceva appunto per sapere chi siamo davvero occorre Beirut, punto. E noi però riprendiamo e ci chiediamo, per sapere chi siamo davvero, occorre Beirut, punto di domanda, perché i nostri ci passano attraverso, non hanno scelto, hanno dovuto fare la guerra e quindi lì hanno capito delle cose, compreso il fatto del valore del poter studiare, il valore del poter pensare che un domani magari andranno all'università, potranno tornare anche solo in classe con i loro compagni nella classe successiva, e questo fa pensare, i ragazzi che ascoltano rimangono così, riflettono su questo, perché poi a ogni incontro noi, non a tutti, però facevamo compilare dei questionari ed al ritorno di quello che ci hanno scritto i ragazzi in platea abbiamo avuto appunto delle risposte molto di grande soddisfazione, insomma li abbiamo fatti riflettere questi ragazzi. Ecco, mai più si immaginavano che i giovani potessero affrontare tanta fatica e che si potesse essere felici per fare una doccia o tornare a scuola e poter tornare a parlare banalmente e lamentarsi di compiti e interrogazioni. Dice una ragazza: io non vedevo l'ora di poter finalmente tornare a scuola e tornare a avere preoccupazione e lamentarmi solo dei compiti e delle interrogazioni. Che sono le lamentazioni che un ragazzo della loro età dovrebbe poter fare, che sono quelle sacrosante alla loro età. E se tu dovessi dare un consiglio ad un collega che volesse intraprendere la tua strada, cioè che volesse lasciare voi che vivete nascosti dietro le vostre comode cattedre, potremmo dire, no? Allora, secondo me un bel tirocinio in ospedale dovrebbero farlo tutti i colleghi. Oh, perché questa è una proposta che... Mi sembrerebbe una bella soluzione, nel senso di questo ridimensionare. Noi a volte interagiamo con colleghi che proprio non ce la fanno a tagliare un contenuto della programmazione, proprio come se gli togliessimo una mano. Cioè, ma io dico, ma se questo poi riprende le energie, l'anno prossimo recupererà la circonferenza del senso di matematica piuttosto che l'autore dei tali. Cioè,
un po' di elasticità, non perdiamo un po' di vista secondo me le priorità, le diamo per scontate e perdiamo di vista. E quindi servirebbe un bel tirocinio per poter rimettere al centro quella che è la persona, esatto, invece che il programma che, insomma, viva Dio, dovrebbe essere assorbito da un cervello e non... Che non vuol dire ovviamente, cioè, è sempre, perché noi siamo appunto in emergenza sempre, quindi dobbiamo sempre cercare di ottimizzare, quindi se non ci sta qualcosa ce ne facciamo una ragione, non è che ci rassegniamo, facciamo di tutto per fare tutto il possibile e dare una preparazione il più approfondita possibile, però non muore nessuno se un contenuto non si riesce a svolgere. Vale invece il fatto che il ragazzo per un anno si è sentito partecipe, ha maturato, ha tenuto in funzione tutto il suo progettare, crescere, eccetera, e che non ha paragone rispetto alle fatiche che dovrà fare nel recuperare un argomento, ecco.